Euroregione News. Il Friuli che va in asset di Pasian di Prato, 6 anni di crescita continua. Crescere a doppia cifra è diventato arduo, se non impossibile, per molte aziende. Si evidenziano quindi ancora di più le performance in controtendenza di Inasset, società che opera in Friuli e che da 6 anni è in crescita continua a doppia cifra. Nata nel 2009 a Pasian di Prato, Inasset è sicuramente un'azienda emergente nel panorama industriale friulano, essendosi ormai affermata come uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni del nord-est. Lo sviluppo delle competenze la portano anche ad essere un punto di riferimento per la divulgazione tecnica, come testimonia il recente ed affollato incontro tenutosi a Palazzo Torriani, sede della Confindustria udinese. Infrastruttura principale dell'azienda, spiega il presidente di Inasset Roberto Cella, è il data center di Udine che si sviluppa su una superficie di 1800 metri quadri e rappresenta uno dei più importanti nodi di interconnessione verso le reti in fibra ottica nazionali ed internazionali. Inasset dispone inoltre di infrastrutture in altri 3 data center ubicati a Padova, Bergamo e Bologna, tutti collegati tra loro tramite linee in fibra ottica ad altissima velocità. Inasset è in grado di erogare tutta una serie di servizi legati alle architetture cloud, quali public, private e hybrid cloud, housing, hosting, server virtuali, posta elettronica, backup remoto, disaster recovery, stoccaggio di cassette per la copia dei dati, storage on demand e web TV. Il data center di Udine, mediante le dorsali in fibra, è collegato alle reti ottiche di 5 consorzi industriali: Tolmezzo, Corno, Ziu, Udine, Monfalcone, zona pedemontana Alto Friuli, del distretto tecnologie digitali e della zona industriale di Villesse. Grazie a questa rete in fibra e a 160 nodi di distribuzione, Inasset copre con i suoi servizi wireless a larga banda più di 100 comuni nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Complessivamente, ricorda Cella, i clienti che utilizzano i nostri servizi su fibra ottica o via wireless sono ormai più di 4.000. Inasset è anche impegnata ad organizzare diversi incontri di approfondimento tecnico sul territorio. Uno di questi, dedicato al tema Big Data, Cloud, Disaster Recovery, si è svolto a giugno a Palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine. Tra i vari relatori, le testimonianze di noti imprenditori, tra i quali Giorgio Benedetti di Stroili Oro, Marco Apollonio di CGR, la società che ha fondato la catena di 130 ristoranti Old Wild West, e di 2Pay, che ha messo a punto un innovativo sistema di pagamento basato su smartphone. La presenza di oltre 100 operatori del settore evidenzia, come sottolinea Roberto Cella, che su queste tematiche c'è grande interesse ed è la conferma che non ci siamo sbagliati nel puntare le nostre risorse di ricerca e sviluppo su questi settori. Avete ascoltato Euroregione News.